morti in strada. La velocità uccide. Attraversano uno dopo l'altro Viale della Repubblica, bloccano per qualche minuto il traffico, ribadiscono ad alta voce la contrarietà a quello che definiscono il nuovo codice della strage, le modifiche al codice della strada volute dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, che non interverrebbero sulla grande piaga della sicurezza, l'alta velocità. Pedalata di protesta della FIAB nei 3 punti della città in cui quest'anno hanno perso la vita dei ciclisti: la rotonda tra Viale Europa e Via Tra Venezia a San Liberale, dove è morto il 19 giugno Dino Calzavara; Viale della Repubblica, dove 3 settimane prima era stata investita e uccisa Giulia Mauri; Viale Vittorio Veneto, dove il 7 settembre è stata spezzata la vita di Marco Carraretto. Abbiamo circa 3.000 morti all'anno e la maggior parte degli incidenti con esiti mortali e con feriti avviene in ambito urbano, diciamo circa il 73%. E le cause principali di questi scontri, perché non li chiamiamo incidenti, li chiamiamo scontri, sono la velocità e la disattenzione. La mano dura tanto sbandierata non ci sarebbe dunque stata. Ci aspettavamo una maggiore autonomia dei comuni di poter decidere in base alla conoscenza dei propri territori quello che serve nei propri territori per far sì che si riducano questi scontri. Lasciare la possibilità di poter utilizzare quegli strumenti che è accertato servono, come gli autovelox. Favorire la ciclabilità va anche nella direzione di aumentare la sicurezza per tutti gli utenti, anche chi si sposta in macchina. La FIAB si appella proprio ai sindaci, a cui la riforma del codice alla sua entrata in vigore sottrarrà poteri e prerogative. Noi scongiuriamo tutte le amministrazioni di prendere carta e penna e di buttare giù delibere, lenzuolate di delibere, perché il codice della strada non sarà retroattivo, quindi di buttare giù delibere a più non posso per le corsie ciclabili, le piste ciclabili, gli attraversamenti rialzati, le case avanzate, che sono quelle zone rosse ai semafori che permettono la sicurezza dei ciclisti, e tutte quelle forme di diciamo così, limitazione della velocità e di aumento del grado di attenzione di chi è alla guida delle macchine, che permettono effettivamente di ridurre il numero delle vittime.